Alessio Lattuca, giorno 15 ci sarà una mobilitazione nazionale contro i rigassificatori, si parte da Piombino ma anche Agrigento con il futuro progetto di Porto Empedocle vuole dire la sua. Bene, sì, abbiamo questo incontro in calendario con la rete nazionale No Rigas, si chiama, e No GNL, c'è nata una rete in tutta Italia di movimenti, associazioni, singoli cittadini che si occupano del loro territorio in modo anche assolutamente importante. L'abbiamo visto come a Piombino le persone si occupano delle cose che li riguardano con movimenti importanti. È una cosa che vogliamo fare anche noi perché qua non è finita. Purtroppo non è finita perché il silenzio che stiamo vedendo adesso è un silenzio pericoloso. E la ragione per cui ci stiamo di nuovo riattivando è dovuta al fatto che le dichiarazioni di Starace di qualche tempo fa non sono cadute nel vuoto, ma subito dopo il governo uscente ha creato una norma con la quale ha facilitato il rilascio delle autorizzazioni in tutte le questioni che hanno a che fare anche con gli impianti pericolosi come i rigassificatori. Addirittura per Piombino, e secondo me vorranno applicarlo anche qua, eliminano la valutazione di impatto ambientale, che è una premessa assoluta, obbligatoria, soprattutto quando si tratta di impianti pericolosi come i rigassificatori e non si può escludere una forma di tutela del territorio come quella. Allora, siccome noi guardiamo oltre, peraltro si salda adesso anche un'altra questione. A Porto Empedocle una società di soli 11.000 euro di capitale sociale con sede a Milano, partecipata da una società olandese, da una società multinazionale, insomma, dai soliti noti, da quelli che sanno fare affari e speculazioni, hanno presentato un progetto alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle chiedendo la concessione di un'area di 346 km², cioè 30 volte Lampedusa per fare una dimensione, per oltre 30 anni per realizzare un impianto eolico che però, vedi caso, servirebbe a produrre idrogeno verde e si salda correre perché per produrre idrogeno verde ci vuole il gas, l'acqua e l'energia alternativa, cioè quello prodotto dall'eolico o da altre forme di energia alternativa. Quindi siccome a pensar male, come diceva qualcuno che ne sapeva più di noi, si fa peccato, ma ci si azzecca, io credo che su questo territorio ci sia un progetto ancora più pericoloso, perché quel tipo di progetto definirebbe il progetto precedente che prevedeva una cosa che abbiamo bloccato più di una volta, l'attraversamento della Valle dei Templi con un metanodotto di 14,9 km del diametro di 2 metri. Quindi abbiamo davanti un mostro che ingombe, i cittadini non ne sanno nulla e noi ci stiamo facendo carico di informarli su quello che può accadere nella nostra città e sul territorio di Agrigento.